L'autostart che inizia a prendere velocità e si prepara a lasciare Gatsby Mail per la sua prova di qualifica. Battista Congiu, trainer ormai da anni, esperto nella doma dei puledri e nel portarli in pista, domato davvero tanti cavalli importanti anche negli ultimi anni, a partire magari da Sharon Gar, Ambra Griff, tanti altri soggetti di ottima qualità. 17,3 per i primi 200 metri di corsa, quindi andatura tranquilla, si fa piano piano avvicinare dal galoppino, che in realtà è più un accompagnatore che un galoppino, per tenere impegnato il figlio di Nadal Sheba. 33,6 per i primi 400 metri di corsa, si va sulla curva di sinistra con il portacolori della scuderia Taranto che trotta sicuro. Al suo esterno il galoppino inizia a coprirlo per dargli un po' di coraggio. 50 spaccato per i primi 600 metri di corsa, quindi perfettamente in ritmo per riuscire a superare la prova di qualifica. Si completa il primo giro in 1,5,6, frazione in accelerazione, ora sotto alle tribune per Gatsby Mail, che sulla curva di destra continua a trottare, si porta verso il chilometro. Battista Congiu lo sollecita per reagire un po'. 1,22,1 per il chilometro, frazione lenta, quella sulla piegata, si è un po' deconcentrato Gatsby Mail, che cerca di essere tenuto su di giri da Battista Congiu. Una frazione in 16,2, 1,38,3 per i 1.200 di prova. E a metà della piegata conclusiva ora il galoppino va ad apparigliare completamente Gatsby Mail. Sappiamo che non lo può superare, però lo appariglia completamente per tenerlo concentrato. Si viene in retta d'arrivo, una frazione ancora in 16,1 per la piegata di sinistra. L'allungo conclusivo da parte di Gatsby Mail per venire a concludere la sua fatica. 2,10 e mezzo, siamo direi al limite.